Salve, sono Luigi Taras, coordinatore provinciale della Scuola del Popolo Antonio Gramsci, Cigelle di Oristano. Anche oggi vi illustrerò un progetto di monumento dedicato ai caduti e contro tutte le guerre, realizzato nel comune di Pompu nell'anno 2000. Pompu è un paese di 282 abitanti, situato nella valle del Riu Lacus o Riu de Pompu, tra colline di Marna in cui spicca il monte Futtu. Il paese è ben curato e è mantenuto, preservando in buona parte, la sua antica configurazione urbanistica con le caratteristiche abitazioni realizzate con pietra di Marna nel territorio. L'opera è composta da due figure di soldati di parti contendenti opposte che vengono uccisi entrambi dalla stessa arma, un fucile che li trapassa da parte a parte. Il materiale utilizzato in questo gruppo scultoreo è un bellissimo blocco di basalto rosso scuro di circa 2 metri all'origine di altezza, integrato da una marna, pietra locale di colore ocra chiaro. Le due figure umane sono quindi realizzate con basalto, mentre l'arma, il fucile, è scolpito con la marna e incastonato. Il contrasto cromatico è funzionale a rimarcare la drammaticità dell'atto. Il rosso cupo ha il non celato intento di sottolineare la ferocia della guerra, richiamandone il sangue versato. La marna, che raffigura un fucile, ha ugualmente il compito di porre in luce il messaggio che le armi sono ugualmente micidiali per l'umanità, sia che siano i vincenti che gli sconfitti. Il guscio, realizzato con spire spesse e potenti che avvolgono e stritolano i guerreggianti, è la rappresentazione plastica della insensata ferocia della guerra che purtroppo tutto strittola e distrugge. L'opera, al presente, è inserita in una aiuola in una bella piazza lastricata in basaltino. Purtroppo non ha una sufficiente visibilità agli occhi del visitatore, in quanto parzialmente impedita alla vista da una siepe di pitosforo che ne limita la completa fruibilità. Allo stesso complesso monumentale manca, come in origine in progetto, una quinta a parete semicircolare da realizzarsi in marna con incisi i nomi dei caduti in guerra, del paese ovviamente. Un caro saluto a tutti da Gigi Taras, alla prossima se vorrete.